Questo nuovo giro di audizioni che abbiamo ritenuto di fare, visto che il nuovo testo del progetto di legge era radicalmente diverso rispetto al primo che era stato presentato, ha visto 5 ore di audizioni con naturalmente pareri diversissimi, come è giusto che sia. È una legge che deve tenere assieme il contenimento del suolo, quindi l'attenzione verso l'ambiente, ma deve dare anche la possibilità e le opportunità che tutto il mondo dell'edilizia e tutto il mondo delle costruzioni possa continuare ad andare avanti. Quindi un Veneto che non si ferma, ma che ha una sensibilità ambientale sempre più forte. Molte osservazioni, molte delle quali a mio avviso anche puntuali, utili a migliorare questo progetto di legge, utili a evitare sovrapposizioni con altre norme, ma utili anche a dare corpo a questa legge, perché rischiamo di avere dei buonissimi articoli che enunciano il principio della riduzione del consumo del suolo, ma ne abbiamo anche altri che rischiano con troppe deroghe di mettere a repentaglio quello che enunciamo nei principi generali della norma. Ecco che a mio avviso dobbiamo tenere conto e fare tesoro di queste osservazioni e assolutamente non dobbiamo cadere nel pensare che tutelare l'ambiente, tutelare le nostre campagne, tutelare la biodiversità debba necessariamente andare contro gli interessi economici e contro il lavoro. In altri Stati europei hanno fatto passi da gigante, sono riusciti a tutelare sia l'ambiente e grazie alla tutela dell'ambiente sono riusciti a fare anche economia. Quindi non dobbiamo avere paura e dobbiamo avere maggior coraggio per una legge che tuteli maggiormente il suolo con dei principi chiari e con degli obiettivi altrettanto chiari.